Qual è la scusa più assurda che hai sentito da un cliente per giustificare un ritardo di un servizio fotografico? È successo, per questo mi viene in mente questa cosa. Io ne ho tanti di questi aneddoti pure. E quindi il papà che è morente, la nonna che è morente, al papà di questo tizio poi l'abbiamo incontrato e gli abbiamo chiesto come stava. Dice, oh, va benissimo. Come stai? Oh, benissimo. Quello si è pure toccato. Benvenuti in questa nuova puntata di Up Your Podcast. Al format è Oltre l'Obiettivo, un podcast in cui parliamo di sano cazzeggio e backstage di fotografi, quindi storie curiose, quello che succede un po' dietro le quinte dei fotografi. E oggi abbiamo l'onore di avere qui i Master Photographers da Cefalù. Eccoli. E in un podcast in cui siamo sempre con un ospite, oggi in due. Qualcuno mi dirà, scusa, ma io pure volevo venire in due. Sì, ma loro non si possono sganciare. Ci ho provato in mille modi, non si riesce. Quindi abbiamo deciso di averli insieme perché è tutta la vita, hanno fatto l'intera vita insieme se non sbaglio. Ora vi lascio presentare tranquilli. E quindi sono qui in due. Quindi troveremo un modo per farci sta bella chiacchierata, ok? Ma prima di ogni podcast, sapete che si fa? La sigla! Aspetta, no. Intanto ci seguono. Se iscrivete al canale, mettete le campanelle, perché se no per chi lo facciamo questo podcast? Seguiteci. Ok, e dopo si lancia la sigla. Non vedo l'ora. E dai, chi la lancia? Prendo la sigla, La sigla? gliela passo a Gaetano. E io la lancio. Rieccoci. Avete fatto tanta strada per venirci a trovare, eh? Quest'isoletta, l'avete trovata subito? Sì, anche perché avete fatto una bella strada adesso è velocissimo. Sì, diciamo che l'isola è caraibica, diciamo solo quello, non possiamo svelare dove ci troviamo per l'esattezza, perché quella è la nostra sede segreta in cui facciamo, vendiamo il software sul deep web. No, scherzo, non voglio che ci arrestano. In realtà, lì facciamo solo cose legali. Dico, è una battuta, mettiamo scritto battuta. in realtà non ci aspettavamo il paracadute perché non eravamo preparati, però dico, se l'isola è deserta. Ma è così che si arriva. Sì, si arriva col paracadute. Però vi prometto che subito dopo facciamo il bagno, vi faccio fare un giretto dell'isola. Perfetto, ok. Okay? Quindi, e invece parliamo di voi, che penso sia più interessante oggi. I Master Photographers che iniziano a fotografare, non sto parlando della vostra azienda, ma sto parlando di la vostra passione, quando è nata. Chi parte? Gaetano. E allora, in realtà la passione, come tutti, ce l'abbiamo quasi da bambini, l'aspetto meccanico affascinante dell'oggetto. Io immagino che ho cominciato con una macchinetta 110 che si trovava dentro i fustini dei Dash. Mi ricordo, però c'era pure quando ero piccolo io. Sì. Quindi ho cominciato a fotografare, naturalmente non ho mai visto una fotografia perché per i giovani mettiamo un'immagine col Dash che regalava la camera. Ecco, Bellissimo. non l'ho mai vista la fotografia perché al massimo sviluppavo i negativi e me li guardavo dai negativi. Poi c'è stata un'evoluzione, sono passato alla 126, la macchinetta che aveva il formato un po' più stretto, grande sì. e più quadrato, che era chiusa in realtà perché praticamente aveva il caricatore, lo inserivi dentro. Ma ti ricordi l'anno? Ma parliamo di almeno 70-73, insomma, avevo 13 anni, 14 anni. Poi un bel giorno ho visto un film, perché in realtà non è stato un'immagine o un fotografo che mi ha ispirato, un film. Era un film con Nick Nolte e Gene Hackman, che era Sotto tiro dell'83, credo, che parlava di un fotografo nella rivoluzione di un paese del Sud America. C'era questa rivoluzione in corso, quindi il fotografo aveva queste F2 Photomic, le prime serie della Nikon,
e aveva questa grande forza, perché praticamente in realtà ha fotografato, non voglio spoilerare, se uno lo vuole vedere, Sì, va a no vedere. spoiler su YouTube. Ma la cosa bella è che il fotografo è riuscito a fotografare la morte del giornalista, quindi in realtà quel mezzo era potentissimo perché è riuscito a cambiare, a sovvertire le sorti di una rivoluzione popolare. E sono rimasto affascinato da questa cosa. Poi in un negozio del mio paese, Bagheria, c'era una vetrina del fotografo che non c'entrava nulla con la Nikon, però aveva una Comet Bencini col paraluce. Quella macchina fotografica l'associavo a grandi reportage, a cose, quindi ero affascinato da quell'idea, finché un bel giorno un mio amico, perché io non avevo la maggiore età per firmare le cambiali, un mio amico ha firmato per conto mio delle cambiali e ho acquistato la mia prima Olympus OM. E poi le pagate? Sì, l'ho pagata. Tutte? Sì. Sicuro, Altrimenti era il mio amico Sì, che si vedeva prendere la macchina. Quindi... Tu, Angelo? Niente, è stato Gaetano che mi ha trasmesso la passione soprattutto per la fotocamera, perché io prima, diciamo, anche io ho partito in una specie in Canada, abbiamo fatto una gita. Vivevi in Canada? Sì, abbiamo fatto una gita con la scuola, allora mio papà mi diede la classica 110, insomma, quella pocket. Niente, portando indietro il rullino, mio padre sviluppa queste fotografie e... Ma sai che forse sei No, bravo. e ho fotografato tutti gli uccelli sugli alberi, però gli uccelli non c'erano più. Che una volta che scattavo L'esposizione era talmente lento Sì, che l'uccello già se n'era andato. Ma scusa, io volevo fotografare gli uccelli. Esatto, e questo nasce da lì, poi conoscendo a Gaetano, diciamo che la cosa che mi ha sicuramente affascinato era proprio questo rapporto come dire, fotografico con la vita, insomma, com'è che tutto quello che ti gira intorno mi piaceva proprio fotografarlo. Che anno era? Allora l'anno credo che sia inizio 80, Ok. che poi dall'88 abbiamo iniziato a farlo professionalmente. Poi abbiamo pensato infatti, perché non lavorarci. La domanda ve la stavo per fare. Solitamente viene fatta da un fotografo, e a voi invece vi dico quando avete detto creiamo Master Photographers insieme, che penso sia una buona idea, o se siete iniziati insieme o separatamente. Qual è la storia? Sì, insieme assolutamente. In realtà... Cioè voi siete nati insieme e siete ancora qui insieme? Sì, ancora siamo. Sì. Siamo una coppia di fatto. Siete una coppia di fatto. Cioè, di fatto siete ancora qua, quindi... Noi in realtà era un'idea che avevamo da tantissimo tempo. Volevamo vivere di fotografia. La passione, cosa c'è, qual è la massima aspirazione che uno far diventare la passione, vivere di quella passione che uno ha. Per cui abbiamo aspettato un po', e dopodiché abbiamo deciso. Che anno era? Era l'87 quando abbiamo deciso finalmente, l'88 quando abbiamo aperto. L'apertura. Abbiamo aperto lo studio fotografico ed eravamo imbranatissimi, goffi, giovanissimi. Giovanissimo all'epoca. con più capelli. Tanti capelli, Però immagino. felicissimi, era un'esperienza che veramente spero che tutti possano provare. Era un mondo da conquistare, idee nuove, reinventarci, perché io mi occupavo di tutt'altro. Sì, molti pensano che le società sono cose brutte solo perché magari nella loro vita hanno avuto un'esperienza negativa. Io come voi, insieme a Giovanni, da 5 anni con A Pure Shoot non abbiamo avuto mai un problema serio, nel senso abbiamo magari idee differenti che si discutono, si contestano, si può apprezzare, non apprezzare, ma zero problemi perché... Noi la società la nostra società la vediamo come un impianto stereo, no? Cioè tu prova a togliere un canale, esatto, la senti male. non funziona bene, quindi ognuno apporta, Diciamo che diventiamo complementari. Sì. ognuno con le sue Mi posso peculiarità capire. naturalmente, però Certo. chiaramente compensiamo un po' i pregi e i difetti che ognuno di noi ha. Quindi un invito che faccio a tutti è: se volete fare una società, non fatevi influenzare da chi vi dice che le società sono solo una tragedia. Non è così. Se fai la società con un cretino, sì.
Se fai la società con un incompetente, sì. Se fai con una società con uno che non ha la tua stessa energia, il tuo stesso entusiasmo, sì. Certo, È un problema. certo. Ecco, hai usato la parola giusta, l'energia. Sì, per forza, Quella è perché importantissima. devi essere nella stessa linea d'onda. Certo. Se io Volere- sono elettrico volere le stesse cose, e amo fare 1 miliardo di cose, Desiderare le come stesse posso affiancarmi con una persona che ama un ritmo diverso, che non è sbagliato? No, Ognuno ha il no. proprio ritmo, Assolutamente. però c'è chi ha un'energia, c'è chi non ha un'altra. Se Assolutamente. siamo uguali, siamo allineati, no? Certo. Cioè, l'idea è E non parlo di competenze, Che- non che parlo il carro di si muova nella stessa parlo direzione. dell'essere, Certo. dell'attitudine. Ma anche il fatto di avere un open mind, cioè Esatto. essere aperto a tutto. Esatto. Quindi, altra cosa bella di questo podcast per andare avanti è che quando tutto diventa serio tiriamo fuori delle domande buffe. Però ho visto che tu ti sei apparecchiato un'ora che mai, perché Sì, ora lo vedete infatti, fermo, ma si io- sta mangiando se le 50 scopate tarallucci. tutte, praticamente. Dico, capisco Ma a me che siamo al piacciono, mare, mi siamo in piace. un'isola, Vabbè, e siamo in vacanza non effettivamente. si fa dieta sicuramente. No, no. Però dico, volevo mettere una cosa qui, tu c'hai le patatine, la prendo però. l'aereo. E ora spazio a degli esperti di vita per parlarci di vacanze. Uno psicologo, un fuffaguru e mio cugino. 3 menti brillanti e una sola verità, forse. Sentiamo cosa ne pensano su questo tema. Le tue vacanze se hai bambini. La salute mentale va gestita unicamente dall'autocontrollo. A meno che non hai bambini. In quel caso ti salva solo il villaggio. Ti spiego io come fare. Afferri la prole, la lasci allo Junior Club o al Mini Club, poi tac, prendi un volo per Dubai. Stai una settimana a fatturare, torni, li prendi e i bambini non si sono accorti di niente. Le vacanze con i bambini. Tu li prendi, li afferri, li metti in macchina, arrivi al villaggio, li liberi e ci vediamo a domenica. Oppure vai al sicuro, scegli Euraclub che ti permette di poter andare in 6 villaggi turistici, uno più bello dell'altro. Strutture moderne, mare stupendo e staff super accogliente. Hanno un pacchetto vacanze per una famiglia di 4 persone che ti permetterà di andare in uno dei loro villaggi una settimana l'anno per 3 anni a soli 2.400 euro invece di 3.600 euro. Inoltre, se inviti 10 amici a comprare lo stesso pacchetto, ti rimborseranno l'intera somma. Beh, ci stai ancora pensando? Dai, scegli Euraclub. Ritorno e ci fa pagare solo il pezzo. Ah, ecco che cosa. Ah, certo. qua. Ah, è un gioco prestigioso questo. Vedete ancora? Questa è la nostra FAQ box. No, niente di così. Non è volgare. Ok. Io penso che YouTube per colpa di questa scatola ci bloccherà qualche video. Che significa FAQ? Domande, la scatola delle Domande domande. frequenti. Ok? Che in realtà di frequenti hanno ben poco, però ci piaceva l'idea di chiamarla così. Come funziona? Semplicissima, ci sono delle domande di diverse nature. Simpatica, imbarazzantina, aggressiva, Ok. un po' per conoscerci meglio, e ne potete prendere 5 e ne potete scartare 2. Ok? Quindi c'è possibilità di scartarlo. Potete scartare, se non è esageratamente, non potete buttare online quello che c'è nella domanda, ci sta. Quindi parte Gaetano, che è parto stato l'autore dello studio. Anzi, della tua passione. In realtà lo studio è assieme Sì, l'abbiamo scusa, fatto. l'autore della tua passione. Vediamo un po', la leggi, se ti piace la passi a me che ve la leggo a entrambi. Sì, È carina, Sì, questa, sì, mi piace. Come? Vediamo. Se potessi vivere in una città del mondo per un anno, quale sceglieresti? Ora aspetta, voi siete in 2, quindi insieme, ora dovete scegliere insieme dove andare. Beh, non è che abbiamo la stessa testa. Lo so, però siete venuti in 2. Vabbè, ognuno dice la sua. Come vi organizzate per... No, ora vi organizzate per capire dove volete andare. Un anno. quindi è un anno. Un anno. Dobbiamo essere d'accordo. Un anno. E perché? Facciamo una cosa, 6 mesi in uno e 6 mesi in un altro.
Perfetto, Ok. va bene. Se- Possiamo se- farlo in due? Sì, sì, sì. Tagliamo Vedi la perché, torta a vedi metà. perché funzionano le società. Vai Gaetano, a te l'onore. No, a me piacerebbe vivere in Norvegia. Non lo Al so fresco, perché, in Norvegia. paesi Sì, al scandinavi. fresco. Sì. Quei fiordi, quelle... Sei mai stato? No, per questo ci vorrei andare. Ah, ok. Quindi i primi 6 mesi ce li facciamo là. Quale Sì, scegli? sì, Quale sì. mesi scegli? Vai, chiaramente... Sappiamo che queste zone, se parliamo di fotografia, dobbiamo toglierci il cappello perché sono la meta dei fotografi naturalisti, come la mecca dei fotografi naturalisti, Certo, no? certo. Tra l'aurora boreale, tra Certo. i ghiacciai, tra panorami mozzafiato. Allora, di solito quando organizzano questi viaggi, i fotografi fanno questi workshop così in Norvegia, è sempre nel periodo in cui ci sono più matrimoni. Per cui immagino che sia Non avevo da- settembre, qualcosa del Sì, genere. perché se ci pensi già fa freddo, se Eh, ci vai quello d'inverno ti quindi becchi meno 30 non si gradi. ci va mai perché- E i prossimi 6 mesi A Parigi. a Parigi. Parigi, ogni angolo, Parigi è una poesia. Cioè, mi piace troppo. Ti ci vedo come poeta maledetto, un po' buttato lì sì, nella riva ma del no, fiume. no, mi piace proprio fotografare, a drogarti, a scrivere ma perché poesie. sono un sacco di personaggi molto interessanti a Assolutamente. Parigi, che tutto il mondo è a Parigi. Cioè da lì, facendo anche un po' di street, insomma, che mi piace molto, ma non tanto fotografare e basta, ma anche proprio viverlo, lo street. Abbiamo Cioè- fatto diverse puntate, noi 2 puntate a Parigi, abbiamo una sede pure là. vero, non so se l'avete visto. Ah, sì, 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 sì. Deborah mi sembra Deborah che Locastro lei è- ormai si è trasferita a Parigi. Sì, sta seguendo la nostra sede là. Oh, carina. Sempre scherziamo. Assolutamente. No, Che nascono casini, tipo, ma sei a Parigi. Sì, perché lei mi sembra che E poi, abbia- nonostante diciamo che scherziamo, No, poi qualcuno ma comunque lei- ci lei- crede. Non so sì, perché lei ha la R Moscia, o sbaglio? sì. Ah, E ok. quindi, ma no, al contrario, lei ha la remoscia perché è di Parigi. Ah, È ok, al contrario. E poi ok. Antonio Gargano, che è una delle ultime puntate, che ok, era pure a ok, Parigi. perfetto. Va bene, questa la riposiamo, questa la togliamo. Quindi alla fine Magnanimo, insomma. Ma c'è uscita una bella domanda. Una bella domanda, sì, infatti. sì. Dai, semplice. Avevo però, paura. Semplice. Andiamo avanti perché parliamo della svolta. Ok, nel 88 avete aperto lo studio, però c'è un anno in cui avete segnato nel calendario che quello è stato il vostro anno di svolta perché è successo qualcosa nello specifico? Allora, in realtà è stato nel 90, 2 anni dopo. Sì, vero. 90. Perché in realtà noi non abbiamo aperto uno studio per fare wedding, matrimoni, ma lo studio si occupava di sviluppo e stampa perché avevamo questa passione da fotoamatore, avevamo proprio questa passione di mettere mano in pasta nelle cose che facevamo. Quando per vederla avevi bisogno di Cioè, stampare. esatto, quindi Non c'era un'alternativa. abbiamo acquistato queste macchine svizzere, un investimento all'epoca che non ci faceva dormire la notte, e abbiamo cominciato a fare. Poi è nata la prima possibilità di fare un matrimonio. Questa la dico perché è bellissima. Allora, noi avevamo le Hasselblad, ne avevamo una Hasselblad. 6x3. Una 500, no, 6x6. 6x6. Sì, una 500 cm, però non avevamo l'obiettivo, avevamo solo l'80, quello che era dato in serie. 85. Esatto, che a noi in realtà serviva l'85 che corrispondeva al 50, Sì. che a noi in realtà a noi serviva un grandangolo. Allora c'era un amico nostro che aveva lo studio a Bagheria, ci organizzavamo per sapere quando lui aveva matrimonio se ce lo prestava, perché Costava le immagini. immagini. Ricordate il prezzo della vostra Hasselblad? Allora, no, io ricordo perfettamente il prezzo dell'obiettivo, nel 90 No, dell'obiettivo, anche della macchina. la macchina non la ricordo. Ma allora ancora in lire, credo che era sulle 8-9 milioni di lire. Sì, insomma, sì. circa. L'obiettivo era quasi 6 milioni costava. sì, l'obiettivo che era il 50 è mm 50. che corrispondeva al 28. FL. Che non Sì. sono 3.000 euro di adesso. No. No. E la Non cosa, è quella la conversione. No. la cosa bella di quell'obiettivo che è prestato era che praticamente
se beccavi le persone quando facevi le foto di famiglia, le persone dovevano essere al centro, perché altrimenti se no, ovviamente Andavano fuori, siccome però abbiamo fatto un'evoluzione, quando abbiamo acquistato, perché poi non era possibile, i matrimoni erano aumentati e non era più possibile farci prestare perché erano concomitanti col collega, abbiamo comprato il 50 mm FLE, me lo ricordo, che aveva la lente flottante anteriore Sì. che eliminava parte di questo problema e lo tenevamo in cassaforte che costava 6 milioni e qualche cosa. Intanto in cassaforte, bellissimo. ma provavamo tipo con la valigetta in modo che così nessuno... Primo matrimonio in cui abbiamo utilizzato l'FLE, me lo ricordo perfettamente. Per chi non conosce l'Hasselblad ha un sistema di precarica. Sì. Praticamente certe volte l'Hasselblad falliva e questa precarica si bloccava e quindi tu non potevi uscire l'obiettivo perché non potevi caricare. Certo. Ma il primo matrimonio con quell'obiettivo nuovo, e quindi arrivo e si blocca la macchina fotografica. Mi sono fatto tutto il matrimonio, ci siamo fatti tutto il matrimonio con le Nikon FM2 e i vari 28, quindi nella comfort zone perché non funzionava praticamente. Quando fare il fotografo, quando i fotografi erano in pochi, perché fare il fotografo Sì, era molto rischioso perché Sì, la comunque- pellicola... dava Angelo, molto invece, sai cosa ti chiedo? Cosa è cambiato dai vostri primi matrimoni degli anni 90 ad oggi? Cosa vedi di totalmente diverso? L'esigenza del cliente un po'? Allora, è cambiato molto. Com'era il questo. vostro cliente che si sposava negli anni 90 ed oggi com'è? Allora, il cliente degli anni 90 era tipicamente un cliente riposato, voleva la fotografia del posa, insomma, anche se cercavi un po' il reportage, ma era abbastanza relativo. Possibile. Cioè era quasi Non era impossibile così perché comune ma come che il oggi. cliente proprio aveva il format che si vedeva l'abito, tutto bianco, insomma, ancora oggi credo che abbiamo dei colleghi che utilizzano questa tecnica, dico, per l'amore di Dio, dico, Ma è se c'è efficace. un mercato funziona. Sì, sì, non efficace c'è lo giusto e stesso. sbagliato nella fotografia. E invece oggi vedo che molti miei colleghi, cosa che io apprezzo molto, gestiscono molto meglio il matrimonio da un punto di vista, come dire, emozionale. Ok. Cioè la coppia scatto adesso non è perfetto. più la coppia di una volta, è una coppia che evidentemente vuole sentire proprio l'emozione prima Un po' più l'intimo. Ok, prima di essere naturalmente il fotografo ha semplificato un po' la possibilità di catturare questi scatti perché oggi molti fotografi scattano con la raffica pure in momenti tranquilli. Certo. A differenza di prima che lo scatto era super pensato, no? Sì. Un colpo. Sì, anche ricordiamo che oggi ai giovani magari che non hanno mai pensato che ogni click costava. Si pagava il click perché consumavi pellicola. Oggi no, oggi una scheda la bruci dopo un A migliaio di proposito scatti. di pellicola, volevo dire una cosa, no? Ora, non vogliamo fare pubblicità naturalmente, però noi avevamo un negozio che era un cinemarket a Palermo che era un punto di riferimento per tutti, no? Che veramente Randazzo era a Palermo, quel punto era meraviglioso. Il problema era che a noi piacevano le pellicole Fuji, perché gli incarnati delle pellicole Fuji erano, secondo noi, migliori. E entravi per comprare le pellicole ed era tutto giallo, Kodak Forever, Kodak. E quindi noi praticamente avevamo un certo numero di servizi durante l'anno, acquistavamo direttamente da Fuji perché utilizzavamo le 220. Certo. In maniera da avere almeno 24. Diamo un po' di spiegazione. La Sì, 220 è la pellicola più larga rispetto al 35 mm, Sì. che era più No, di era più uso. lunga. Per farla... No, rispetto al 105 mm era più larga. Sì. Certo. 6 Un po' per centimetri spiegare, per 6. quelli erano i rullini che usavano i professionisti, Ah, gli ok. amatori avevano i rullinetti classici. che All'interno di ricordano- questi formati c'erano i formati da 12 pose con l'Hasselblad e i formati da 24, quindi erano 120 e 220. Noi utilizzavamo i 220 perché se ne facevano tanti. si facevano più fotografie perché non è che vero è che hanno i magazzini intercambiabili, però caricava le pellicole Devi- all'inizio, quella era. Cioè, Esatto. non è cambiavi Quante foto ISO. si facevano in un matrimonio intero? Noi ne facevamo tantissime. Allora, A Roma. inizialmente con l'Hasselblad facevamo circa un 2,50. Ok.
Che erano tantissime. Erano 2,50. tantissime, sì. Ora si fanno la prima mezz'ora di casa sposo. Esatto. Tipo. Poi siamo passati a una Pentax 645. Bellissimo. Diciamo che abbiamo anticipato un po' perché la pellicola 35 mm a livello qualitativo era abbastanza scadente, non era da ingrandimento. E poi era anche come si dice, un pensiero comune questo. Quindi se non avevi la medio formato non eri nessuno. Non eri insomma. sicuro che un fotografo Esatto, professionista. esatto. Però la bellezza di quella macchina, del comfort zone, la comfort zone del 35 mm, ti muovevi più velocemente, non era possibile. Poi finché abbiamo trovato, come diceva Angelo, questa Pentax 645 che in realtà ci faceva fare quasi 33 fotogrammi, quindi come la pellicola da 36, però facevo un 6x4,5, un formato grande. Io ho comprato una Zenza Bronica qualche anno fa, 5-6 anni fa. 6x4,5. Sì, 6x4,5 e sono arrivato dopo, ho fatto prima il digitale e dopo l'analogico. Sì, ma adesso mio suocero è aveva molto... tutta la camera oscura, tutta. Sì, vediamo che adesso qui in studio adesso va di nuovo. e siamo Sì, divertiti. va Ora di- torna, ma bello, tutte le mode sono cicliche. Certo. Sì, assolutamente. Sicuramente. Bello Ora cosa avere. ritorni, insomma. Sì, ogni tanto ci rinchiudiamo, facciamo degli scatti in bianco e nero, ci sviluppiamo e ce li stampiamo da soli. Sì, è interessante, experience. sì, è vero. Però prendiamo un'altra domanda, perché mi sa che è il momento. Di nuovo il... Io il mio pesca? sì. C'è il coniglio? No, devo aprirlo? Sì. Certo, se ti piace me la giri, Se si apre, se si apre. così è aperto. Ma no, Rifiutiamo? Sì. Vai. lo mettiamo a posto. Speriamo che mi esce quello del circo. Ti piace quello del Quello circo? A me piace molto. Tra l'altro la cosa curiosa è che tutti quelli che hanno preso la domanda del circo hanno risposto che volevano fare i pagliacci. Sì, vabbè. Quasi tutti, no? Tutti. No, Quella vabbè, no. ricorrente. Io un'altra cosa. Non sei pronto? No, l'influencer non è il nostro format. Allora, Anche Abbiamo finito. avete già bruciato due, non sappiamo, la regola potrebbe essere 2-2, Vabbè, però non è che devi aprirle tutte. anche se ultimamente ho fatto un bellissimo ballo con mia nuora, vabbè, è diventato molto influenzabile. Vediamo se questo è quello giusto, Gaetano. Se no pesca Gaetano, perché Se potessi parlare con una questo è persona accettabile. famosa, anche morta, questo è fighissimo, chi sceglieresti? Persona famosa. No, sentiamo. soprattutto devi pensare cosa gli diresti. Intanto parliamo di chi potrebbe essere un personaggio che vuoi vedere, cioè che vuoi incontrare oggi pomeriggio. Allora, Gaetano, inizia tu. La prima persona che mi è venuta in mente, proprio così, Napoleone. E gli direi non andare in Russia, non ci andare, lasciali stare. Cioè così anticipi. Però ora immaginiamoci che oggi andiamo ad Agrigento e coincidenza al ristorante dove mangiamo noi a fianco c'è Napoleone. Quindi è lì e tu devi dirgli sta cosa, dico guarda, serio, cioè devi andare là e devi dire oh. Allora, la prima cosa che probabilmente gli direi di aver fatto belle cose, ma stare un po' più calmo, perché tutte le storie non finiscono bene. anche le migliori partenze non è detto che finiscano bene, quindi gli direi questo. Ma la prima cosa che ho pensato, quindi distinto, vabbè, poi uno può pensare ad altri personaggi un po' più in ambito fotografico, io quello ho pensato. Tu? Io onestamente due, ma dico alla fine Sasha che incontra Shan, che è venuto... Ma Shan è vivo, quindi... No, vabbè, Shan... ma c'era scritto vivo e morto, cioè uno è morto e l'altro ancora è vivo.
Sì, anche perché è una grande fonte di ispirazione per me. Shanna è famoso, Il famoso grazie Shanna, sì. a Leonardo Ciacia che Bravissimo, ha visto un bravissimo. ragazzino Nostro bravo compaesano, e gli ha Ferdinando fatto Shanna. fare le prime Esatto, visto mostre che siamo vicini a fotografiche. Delomuto, qua spacca, è fantastico. Fantastico. Quindi vorresti essere a un incontro con... No, ma io sono in terza persona, è come se Tu sei fosse fuori, invisibile. tipo- ok. Io li vedo dialogare, li ascolto e vedo di che cosa parlano. Quello mi Ciacia mi parlava intriga. poco, scriveva tanto, però era un grandissimo osservatore. Bravo, È bravo. riuscito a capire quando lui era super giovane che Cosa che ogni fotografo sarebbe stato un fenomeno. cosa che ogni Oggi fotografo Shanna- dovrebbe essere Oggi Shanna è un vanto della nostra Sicilia. un grande Sicuramente. osservatore. Filosofo della fotografia. Sì. Altra domanda che vi faccio invece io è: se la fotografia non fosse entrata nella vostra vita, cosa sareste diventati? Però fermi, insieme. Ah, insieme certo. No, Non lo immaginatevi so. che torniamo Aspetta, al io- 1986. Me lo dice lui dall'orecchio, magari. Anche potete parlare alta No, organizzare ma non un'altra abbiamo volta. questa domanda, non ce la siamo mai Non ce l'abbiamo posta. mai posta, Ecco, voglio dire. Sai che tutti i fotografi vanno in crisi? No, ma io- perché ma io- non hanno mai pensato a No, io- come potrebbe essere la loro vita senza la fotografia. Questa è una cosa che mi fa piacere. allora io so che lui che cosa voleva fare, credo che lui dovrebbe sapere quello che volevo fare io. Vediamo, prova a indovinare? Sì, vai. Lui amava da piccola, amava molto i bulldozer. Ah, sì, sì. Vero che sa? Lo Cioè, scacciasassi. lo scacciasassi, sta roba qua. Ma c'era un motivo Cioè, per- esatto. Vai, dillo, racconta tu. Sì, praticamente c'era una zia dove andavo da questa mia zia anziana e accanto c'era questo enorme schiacciasassi messo lì e per me era la cosa più potente che esisteva al mondo perché era enorme, io ero piccolo, per cui quando mi chiedevano che vuoi fare da grandi, quello che porta un scacciapicciale. E lui lo sa perché glielo No, raccontato. ma lo varie racconta volte. spesso. Sì. Io invece il pompiere. Pompiere. Sì. Ma perché ti piace l'adrenalina o per proprio un fatto di per aiutare la società? Per aiutare, sì, a me piace Per proprio essere questo. d'aiuto alla Sì, società. assolutamente sì. Vabbè, figura nobilissima quella del pompiere. Sì, secondo me pure. Che apprezzo sempre tantissimo. Ho avuto un brutto incidente, un incendio a casa da una maledetta ciabatta cinese che ha preso fuoco e sono stati gentilissimi, comunque super pronti. Quindi, Il pompiere vabbè. è una risorsa sicuramente. Sì, sicuro. Ora dobbiamo fare un po' di ordine perché dobbiamo mettere un po' di fotocamere in questo tavolo. Sì. Quindi Sì, se- vuoi prendere l'ultimo tarallino per una... Sì, prendo l'ultimo. Vabbè. Angelo a dieta, Gaetano a dieta. Va bene. Quindi, questa parte di rubrica è quella più curiosa per chi appunto ama la fotografia. E infatti si intitola Dentro la vostra borsa fotografica. Quindi cosa non può mancare dentro la borsa fotografica. Quindi partiamo un po' dai corpi macchina. Cosa utilizzate? Sony. Oggi Sony. Però quale modello? La 4. 7-4. 7.4. Cioè, se dobbiamo mettere sul tavolo tutti i modelli che avete utilizzato in questi non anni, basta il tavolo. servirebbe Se le avete, un paio magari- di tavoli. Non Ad basta. esempio, noi eravamo innamoratissimi dell'F3 della Nikon. Ok, L'abbiamo allora ancora. Ce l'abbiamo ancora. vi chiedo i 3 corpi macchina che sono stati fondamentali nella vostra carriera. Quindi il primo, quello che è stato un orgoglio, è quello di oggi che abbiamo capito che è Sony. Allora, il primo in assoluto è stato un Olympus. Olympus. O M10. Quale modello? Io ero M10. M10. Bellissimo M10, che in realtà era automatica, però potevi mettere un accessorio e diventava manuale. No? Bene, me lo Ma ricordo. le La risa- mettiamo qua così la facciamo Sì, vedere. sì, le risate erano che non so perché tutte queste macchine poi avevano un difetto, che si bloccavano un sessantesimo di secondo, per cui praticamente eravamo noi che ci adattavamo alla macchina fotografica. Bellissimo. E poi la prima macchina che ho comprato col sudore veramente è stata la Nikon FM2. La prima versione, quella Tutta manuale. tutta manuale, naturalmente FM2 è ancora manuale, però aveva le tendine non annidodate, quelle infatti che era la prima che arrivava a un 4000 millesimo di secondo, quindi questa quindi cosa era tantissimo già fantascientifica era. e infatti praticamente le tendine si sono accartocciate
E allora ne ho comprato un'altra perché avevano fatto la modifica e le tendine le avevano costruite a nido d'ape praticamente, in maniera da essere più leggere e più resistenti. E ancora ce l'abbiamo, ne abbiamo due F3 pure, HP, Bello. High Point. Abbiamo un F2 Photomic, la prima serie, questo è appassionato perché ce l'ha regalato un amico che non c'è più, ci ha regalato questa, era un fotografo paesano, no? Quello che girava e fotografava tutto quello che succedeva dentro i Cefalù. Quindi all'inizio, avendo noi il laboratorio di sviluppo e stampa, tutte queste persone, queste figure di fotoamatore amatoriali per noi era un punto di incontro, erano tutti lì ma da tutta la Madonia, tutti i paesi attorno, ce l'avevamo tutti lì e quindi si parlava di fotografia. E questo amico ci ha regalato questa macchina che metteremo nella borsa, ma dal punto di vista affettivo più che altro, sì. Ok, infatti vi stavo per chiedere se avete un portafortuna. Quanto sia quello. Sì, avete risposto prima della domanda. E invece lenti, cosa amate utilizzare? Allora, flash, non flash, cosa c'è dentro la borsa? Un po' di tutto. Come il sale, come il sale. Un Flash po' di quando serve. esatto. Quando serve. Allora, io sono non sono un fautore solo delle lenti fisse o solo degli zoom. In realtà ci sono momenti in cui gli zoom hanno la loro funzionalità, dove non puoi avvicinarti così tanto, però vuoi restare sul campo, insomma. E io uso tantissimo lo zoom. Anch'io lo preferisco. Cioè, dipende cosa devo fare. Se devo raccontare con le lenti fisse mi sento troppo intrappolato. Sì. Se devo fare un lavoro fatto bene, che ho tutto il tempo perché sto posando tutto il tempo che da poter mettere lenti fisse, mi fa stare bene. Però se devo raccontare un po' metto in secondo piano tutto quello che è sfocature, tagli precisi, quindi se devo raccontare il momento uno zoom mi fa stare più sereno. Certo. Adesso io ad esempio già mi è passato anche il pistolero, e fare il pistolero preferisco una macchina foto, cinghia e monto su una sola macchina e lavori più 50 o un 35. Ogni volta lo stavo distruggendo la macchina che girava. Ad esempio io amo molto lavorare col 28, ad esempio. Per me il 28 è un'ottica fantastica. Metto dentro amante di grandangoli. Tutto, metto dentro tutto. Sì, grandangoli, e poi mi piace molto la vita artistica. Quindi che zoom utilizzate? Allora, io in realtà ne uso due. Il classico 2470, il 2.8 dalla Sigma. E adesso avevamo comprato, quando avevamo Canon, per un breve periodo, avevamo una 1DX, per cui ho lavorato nel breve periodo. È stata la macchina che l'abbiamo usata tantissimo, dal digitale 1DX. Sì. Bello macchinone. Sì, ma io guarda, corposo. Gaetano sempre queste macchine. Io mi nascondevo dietro la macchina fotografica, era un perfetto scudo e usavo il 24, uso ancora con l'adattatore il 24-35-2 della serie Art, che mi permette di avere una buona apertura, e il 24-35 magari lo usi a 30, a 32 o a 35, e quindi il 24-35-2 e il 24-70 2.8, oppure quando uso il 24-35 nell'altro monto il 50 mm, o se sono fuori l'85 che mi estraneo un po', che sai, con i videomaker che sono sempre lì davanti uno si allontana. Sono tanti meme di videomaker che sono sempre davanti, ma hanno ragione, nel senso che lo raccontano in maniera differente. Esatto. Vabbè, poi loro si muovono, quindi le loro immagini sono in movimento, quindi hanno bisogno di... hanno certe priorità. Esatto. Domandina? Ve la prendo io, che dite? Prego, questa la prendo io, dai, vi fidate? prendila tu? Assolutamente. Non è... Speriamo che esce quello del circo. Apro io, dai. Ecco. Sì, questa la possiamo dire. Ok. Leggo io? Sì. Vediamo. Semplice però questo. Ti è mai capitato un bravo alunno ma fastidioso? Sì. Sempre c'è. Allora, una priorità del nostro lavoro è di essere più invisibili più possibile, no? Per cui se il tuo assistente è onnipresente
è costantemente presente, cioè arriva al punto che io lo prendi, io dici È un problema. sì, rendiamoci conto che non fai Esatto. parte della famiglia, quindi stai dietro. Ci sta. Sì, solo questo, mamma mia. Io invece volevo dire una cosa bellissima, perché questi due personaggi, oltre ad essere due fotografi, sono due biker. Ah, Sì. sì, vero. E io sapete che sono pure Tu appassionato. sei un biker pure. L'ultima volta ci siamo visti alla Caserta con la moto. Sì. Vero. Quindi viaggiate tantissimo, ma soprattutto l'ho detto perché anche questo li lega, e oggi hanno portato questo reperto che state vedendo qua, che è il vostro primo viaggio. Uno dei primi viaggi Uno dei in vostri Vespa. primi viaggi. Voi siete belli e giovani, che anno sì. era? 89, può essere? 89-90. Ah, 89, proprio sì, quando sì, avete sì, sì. iniziato la Anche carriera. per noi anche la nostra società ci ha dato anche questa grande libertà di aprirci al mondo. Bellissimo. Sì. È una cosa Abbiamo fatto questo viaggio in Sardegna, Corsica, e poi abbiamo fatto tutta la costiera, Nizza, Monte Carlo. Tra l'altro c'erano le Se prove. viaggiate seriamente, non scherzate. Sì, un po' tutta Europa abbiamo girato, quindi in moto. Bello. Passiamo a un'altra parte della rubrica, che sono 10 domande secche. Sono domande molto veloci, servono proprio per... Insieme dobbiamo capire. rispondere. Prima uno, poi l'altro. Ok. Prima Gaetano, poi tu. Faccio la domanda, voi mettete tipo modalità... Sì, sono pronto, domande velocissime, non si pensa, si risponde veloce. Sono tutte facili, quindi potete fare veloci. Ci siete? Sì. Siete pronti? Gaetano e poi Angelo. Inizio subito. Colori o bianco e nero? Colore. Luce naturale. Scusami. Sei più veloce di me. No, perché non vedo? Bianco e nero. Ok. Luce naturale o flash? Naturale. Naturale. Fotorubata o in posa? Mix. Rubata. Rubata. Ok. Cliente simpatico o location perfetta? Cliente simpatico. Cliente simpatico. Panino con le panelle o arancino? Arancino. Arancino. Lì erote super decisi. Lente fissa o zoom? Fissa. Zoom. Ritratto o reportage? Reportage. Sole pieno o cielo nuvoloso? Sole pieno. Scattare in silenzio o con la musica? In silenzio. In silenzio. Meglio lo scatto perfetto o il momento perfetto? Il Il momento momento. Anche lì siete molto allineati, a parte qualche piccola sfaccettatura, però devo dire che siete molto allineati. Penso che una delle cose più importanti che potete raccontare a chi sta ascoltando, considerate che ci seguono tanti giovani che magari stanno pensando di fare il fotografo, quindi sarebbe molto utile dire da dei veterani che ancora sono qui, che sono riusciti a evolversi tutto il tempo. Non oso immaginare quante evoluzioni avete fatto continuamente dagli anni 80 al 2025. Se solo io, che ho 15 anni di attività, racconto il mio passato come se fosse preistoria, non oso immaginare quante volte avete dovuto dire Sì, già. dobbiamo cambiare, No, dobbiamo perché- andare, dobbiamo do- modificare, dobbiamo migliorare. Dopo 5 anni già sei vecchio. Cioè, Sì, ma ora penso ancora meglio. sì, Cioè, forse 5 anni negli anni 90. Sì, vero, E vero, ora vero, è hai imbarazzante. ragione. Cioè, ci pensate, oggi tutti stanno utilizzando l'intelligenza artificiale, anche a Pure Shoot l'ho appena inserito nelle reimmagini. Cioè, non è, cioè, se ci pensi, dall'anno scorso a oggi abbiamo fatto un mare di aggiornamenti perché il mondo li richiede. Sì. Quindi non possiamo più È stare molto sereni. veloce, è molto veloce. Sì. Quindi cosa consiglieresti, Gaetà? Allora, io consiglio come un buon piatto degli ingredienti che funzionano sempre. Allora, la prima è non sei il migliore del mondo. C'è sempre qualcuno molto più bravo di te, sicuramente. Per cui quando ti approcci a imparare qualcosa e trovi qualcuno che ti insegna qualcosa, vedilo come una risorsa, sempre. Noi facciamo questo lavoro da 38 anni e non è cambiato nulla. Ogni giorno impariamo cose nuove e abbiamo quella voglia di farlo, perché altrimenti significa caricarsi la croce addosso. Adesso comincia il matrimonio e vai con la croce addosso. In realtà la voglia è di fare sempre cose nuove, di raccontare in maniera differente, di mettersi sempre alla prova
e avere, questo vale per me, l'umiltà di percepire quali sono i propri limiti e cercare di spingerli un po' più avanti. Io dico sempre che bisogna piacere a molti, non a tutti. Assolutamente. A tutti purtroppo È impossibile. È impossibile. E se pensiamo di piacere a tutti, quella persona su migliaia ci farà stare male. Sì, vero. Se invece abbiamo la consapevolezza che quella persona L'importante è che uno è in pace con se stesso. Esatto. L'importante è che uno è in pace con se molti. stesso. Certo. Tu Angelo? Allora, cosa diresti secondo a me un giovane che vuole iniziare, Allora, giovane, grande, al come vuole, giovane la fotografia grande, non ha età. insomma, lo zio Bob, dipende un po' dalla situazione. Allora, per quanto mi riguarda, posso parlare per il mio fatto personale, soprattutto l'innamoramento. Cioè, voi dovete essere innamorati della fotografia, che diventerà una vostra ossessione e quasi sicuramente non finirete mai di amarla. Tutto. Tutto parte dalla passione, a maggior ragione i lavori creativi come i nostri, quindi tutto quello che fa parte Avere della costantemente creatività. voglia, Senza- necessità quasi, capisci? Creatività senza amore, senza passione, Non funziona. Non funziona. impossibile, qualsiasi forma. Un albero che non innaffi Esatto. secca. Abbiamo l'ultima, io ho perso il conto, forse l'altra domanda la prende Gaetano? Vai, che tal? Vado. Vai Gaetano, pescato. Pesca tu? Ti posso riportare per all'UC qua. Ah sì, grazie, mi mancava. Allora io la apro, non giro perché Tu non giri, la vai sorte sempre. è quella. Quindi... Esatto. Vabbè, questo è un classico, la diciamo, sì. Qual è la scusa più assurda che hai sentito da un cliente per giustificare un ritardo di un servizio fotografico? È successo, per questo mi viene in mente questa cosa. Io ne ho praticamente- tanti di questi aneddoti pure. E quindi il papà che è morente, la nonna che è morente, al papà di questo tizio poi l'abbiamo incontrato e gli abbiamo chiesto come stava. Dice, oh, va benissimo. Come stai? Oh, benissimo. quello si è pure toccato. Tutti con la febbre. Ma sta settimana! L'ho visto 8 anni fa. Cioè. Classico, guarda, un Sì, classico. sì. Si inventano la qualsiasi pur di... Ci siamo persi a ridere col papà, insomma, perché aveva capito, insomma, il personaggio. Vabbè, del però film. visto che siete in due, per l'altra domanda la prendiamo. Dai, Così allora, è rapida. vai tu. Vado io. A lui per dire due. Due, così Perché vediamo. potrebbe scattare. Esatto, può essere che scatta quello giusto. Questa vince, quella perde. Ecco questa. Sei un giocoliere, no? Anche. Sai che sono stato in Spagna a fare l'Erasmus e Interessante. ho fatto l'artista di strada in giro per la Spagna Bello. come mago. Che meraviglia. Ma Cioè, il giochi mago è di carte con le interessante. banane, sì. Ho raccontato in una puntata di podcast. Ti è mai scivolato qualcosa di compromettente dalla borsa o lo zaino? Lui è un campione mondiale di questo. No, Lui è lascia campione sempre la mondiale. borsa aperta. Macchine fotografiche che volano e saltano in obiettivi Questo sfido, scrivetelo nei commenti, sfido chi dice io, a me non è mai successo. No, a me succede sempre. Ma è possibile. Ti racconto questa cosa velocemente, no? Uno DX nuova, quindi macchina fotografica un rene, insomma. Ovviamente. Zoom della serie Canon 2470-28, la serie L. Salgo su un muretto per fare, siccome il muretto era alto, poso la macchina fotografica. Allora di solito io quando salgo poi prendo dall'obiettivo il corpo macchina dell'obiettivo, Sì. lo prendo dall'obiettivo. Stavolta non lo so perché ho preso la macchina fotografica, no? Mi preparo a fare la fotografia, l'obiettivo cade giù da circa 7-8 metri, l'obiettivo tutto sparso sugli scogli. Ti dispera. Noi avevamo Prova se era al contrario, lo prendevo di solito, era la 1DX che sarebbe nuova, era da 2 settimane che c'eravamo. Noi avevamo in un matrimonio, stavamo andando avanti e avevamo sempre il vizio di mettere la GoPro. Mettevamo la GoPro dietro la nostra macchina e ci facevamo un po' di strada con gli sposi dietro. Però
non mi ricordo, forse era tipo GoPro 2, 3, cioè proprio all'inizio, quindi super grandangolo, se zoomavi sgranava e gli dicevo agli sposi inchiodatevi dietro la mia macchina, no? Bellissimo. Camminavamo, ventosa attaccata, noi, oh guarda questa ventosa è infallibile, guarda che bella è. Qualcuno l'ha messa con tutta la polvere nel vetro senza badare, camminiamo ed è stato proprio noi eravamo col Bluetooth che si poteva vedere, a un certo punto nero, proprio caduta e schiacciata. Se trovo la foto la metto perché è diventata tipo Certo. sabbia. Bellissimo. Briciolata. Uno resta così, con le mani aperte a guardare. Esatto, e mi ricordo che all'epoca era nuovissima, appena comprata, si parlava di GoPro, la Claction Cam, ora siamo a 13, 14, non so dove siamo c'è arrivati. più limite. Va bene, siamo giunti alla fine di questa puntata. Già, vi ringraziamo, peccato. visto come passa un'ora. Sì, Un'ora sì. vola in questo podcast. Chiediamo a chi è arrivato fino a qui, sei un superhero, e se lasci commenti, cuoricini, ci dai una mano a far sì che di queste puntate ne facciamo sempre di più, perché hanno un costo pure sostenerle, quindi se seguite la pagina e ci date energia per farne di Un più, po' di forza. esatto, no, non va male, anche perché vi dico una cosa che non sa nessuno: seguire la pagina è gratuito. No, davvero. Non si paga. E ho Se sentito tu dire- puoi andare là, segui il canale, Non paghi niente. non paghi. E ho sentito dire che porta pure bene. Esatto, e se lasci un commento, Ancora non mi meglio, paghi, ancora meglio. non paghi, però per noi il commento è molto importante, perché comunque diciamo a YouTube che stiamo facendo qualcosa di produttivo. Assolutamente. Ok? Quindi vi ringrazio, noi come Grazie a te. promesso andiamo a fare il bagnetto. Il bagnetto qui prima che- vicino, anche Esatto. perché mi sento un po' sudato. Vi faccio vedere che bella l'acqua qua in questa isoletta. Assolutamente. Vi dirò un po' di progetti segreti che sapete Non possiamo pubblicarli, spifferare, però questa è vabbè, la ma nostra- noi Va bene. Isola Muti, segreta. muti. Noi Va muti. bene, Tombali. grazie mille, master fotografo. grazie a È stato un voi. piacere, grazie a voi. E grazie a voi. Grazie. Ciao. Stoppi. Stoppa. Bello.